Noi ti lodiamo, Dio, in questo tempio. Noi t'adoriamo in spirito e verità. Tu dimori nelle lodi, la tua presenza in mezzo a noi. Noi t'adoriamo in spirito e verità. In spirito e verità. È un nuovo giorno di restauro, sia restaurata nella luce, il popolo di Dio canta lodi, lodando il Signore con tutto il cuore. Alleluia, 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 alleluia. Canta un nuovo canto a Dio, canta un nuovo canto al Signore, canta un nuovo canto a Dio, canta un nuovo canto al Signore. Lui grande, di lode degno è, lui grande, di lode degno è un nuovo giorno di restauro, sia restaurata nella luce, il popolo di Dio canta lodi, lodando il Signore con tutto il cuore. Alleluia, 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 alleluia. Se lo Spirito di Dio si muove in me, io canto come Davide. Se lo Spirito di Dio si muove in me, io canto come Davide. Io canto, io canto, io canto come Davide. Io canto, io canto, io canto come Davide. Prego. Se lo Spirito di Dio si muove in me, io prego come Davide. Se lo Spirito di Dio si muove in me, io prego come Davide. Io prego, io prego, io prego come Davide. Io prego, io prego, io prego come Davide. Lodo. Se lo Spirito di Dio si muove in me, io lodo come Davide. Se lo Spirito di Dio si muove in me, io lodo come Davide. Io lodo, io lodo, io lodo come Davide. Io lodo, io lodo, io lodo come Davide. Se lo Spirito di Dio si muove in me, io vinco come Davide. Se lo Spirito di Dio si muove in me, io vinco come Davide. Io vinco, io vinco,
My name is Tina. Mio nome è Tina, I'm from Alabama. sono dall'Alabama, vengo dall'Alabama. It's great to be here in Italy. Sono contentissima di You essere qua guys in have been so Italia. nice to us. So I wanted to talk to you today about my 9-year struggle. I'm sorry, my friend's 9-year struggle to bring me to Jesus. Questa mattina voglio parlare della battaglia che la mia amica ha avuta per 9 anni per arrivare a Gesù. I grew up in a church that was not very loving. They did not preach the love of Jesus. They always preached that we were going to hell for anything we did. Ok, vengo da una chiesa dove non veniva veramente praticato l'amore di Gesù e non ci siamo sentiti amati. They did not preach forgiveness. We did not understand forgiveness when I was young. Non veniva predicato il perdono e non sapevo nulla del perdono crescendo. And as I became a young teenager into adult, I had decided that I wanted no part of that. Nella transizione dall'adolescenza all'età adulta non ne ho voluto sapere niente di Gesù proprio per questi motivi. I joined the armed forces. Mi sono arruolata nell'esercito I decided to be an atheist. e ho deciso che ero un'atea, I knew everything because all the science is there telling me. perché tutta la scienza puntava a quello, perciò ci credevo. So I had no problems. I also had no peace. I was a very nervous and anxious person. Ero una persona molto ansiosa e non avevo la pace dentro di me. As I went through the military and I came back home I was stationed in California Quando sono uscita dall'esercito sono andata in California for 5 years, then I came back to Alabama. per 5 anni, poi sono tornata in Alabama. I was still in the military and I met some folks in Alabama. Ero ancora nell'esercito in Alabama And they started talking to me about Jesus. e qualcuno iniziò a parlarmi di Gesù. And not in a mean way, just, hey, would you go to church? E la mia amica mi disse: ehi, vuoi venire in chiesa con me? No, I have better things to do on Sunday, like ride my horse, No, grazie, ho cose migliori da fare la domenica, tipo cavalcare il mio cavallo play with my dogs, o portare in giro i miei cani stay around in my pajamas. o restare in pigiama a casa tutto il giorno. I'm not going to church. The church will burn down. No, non andrò in chiesa, per me può anche bruciare la chiesa. I was afraid that I would get struck by lightning as soon as I came through the door. Avevo paura che appena entravo nella porta della chiesa un fulmine mi avrebbe colpito. So they kept asking. Quindi hanno continuato a chiedermelo. They were not mean. Non sono stati molto scortesi con me. They were not pushy. Non mi hanno fatto pressioni di nessun tipo. They just kept mentioning Jesus. Hanno solo continuato a parlarmi di Gesù. One friend at first, Un amico una volta, 2 friends, 2 amici, 3 friends. 3 amici. All these friends kept coming and they loved Jesus. E tutti questi amici venivano a me e tutti amavano Gesù. All of a sudden I'm surrounded by E Jesus. all'improvviso ero amato da queste persone che amavano I Gesù. refused to go to church. E ancora mi rifiutavo di andare in chiesa. But they love me. They love me through my hard times. They love me through the good times and the bad times both. Ma hanno continuato a dimostrarmi il loro amore attraverso i momenti di difficoltà e i momenti in cui stavo bene. I call this their struggle. The 9-year struggle was for my friends because for 9 years they poured into me the love of Jesus. Oh, sorry, ripeto. I called this my friend's struggle for 9 years. Ok. For 9 years they poured into me the love of Jesus. Per 9 anni durante le mie battaglie hanno continuato ad amarmi con l'amore di Gesù They never gave up on me e non si sono mai arresi. and they never backed down. They were never pushy and they loved me whether I went to church or not. Non mi hanno mai fatto pressioni, ma allo stesso tempo non hanno mai fatto passi indietro e hanno continuato a dimostrarmi l'amore di Cristo. In 2003 we had a little war called the Iraqi Freedom War. Abbiamo avuto la guerra, che è la guerra contro l'Iraq And I was sent to in war. America. I was sent to war. E sono stata inviata in guerra per combattere per il mio paese. When I came home from war, that nervousness and anxiety was amplified by 10. Quando sono tornata a casa dopo la mia spedizione con l'esercito, tutte le mie ansie e le mie paure erano soltanto amplificate a quel punto. I was coming apart at the seams. I was coming apart. La mia vita si stava distruggendo, io mi stavo distruggendo interiormente. I was broken and hurting. Ero rotta dentro. And all that foundation that they had laid for me was there. And I hit my knees and I gave it all to Jesus. Tutti i problemi della mia vita mi si sono ripresentati tutti insieme fino a quando non mi sono arresa, ho piegato le mie ginocchia e ho dato la mia vita a Gesù.
And my friends were there with me. So, my friends were there with me. E gli amici storici erano ancora là per lei. They knew that was coming. They knew that I was going to come to Jesus. Lo sapevano che questo momento stava arrivando, sapevano che ero vicino a dare la mia vita a Gesù. So, and I did. But they never gave up on me. So if you're dealing with someone like that in your life, that you have struggled and you tried to bring them to Jesus, just love them. Just be there for them when they need you, whether they come to church or not, whether they believe or not, they need you. You don't know the struggle in their head. Quindi se hai degli amici che sono nella stessa situazione, sono in difficoltà, non importa se non vengono in chiesa, ma non arrenderti, continua a stare vicino a loro, dimostra loro l'amore di Gesù, perché sei un punto di riferimento per loro. They need you, whether they Hanno believe it or bisogno di not. te. Amen. Yeah, that's all I got. No, questo lì. Ah, sì. Ok, gloria a Dio. Alleluia. E questa mattina, quando ho visto Carmen e Ferdinando, mi sono ricordato che per mezzo di loro io ho un primato in Italia. When I saw Carmen and Fernando this morning, I remember that because of them I have a record in Italy. Sì, avere unito in matrimonio una coppia così giovane. I più giovani che ci sono. I've been celebrating their wedding. It's the youngest wedding of the history of Italy. E sono qui con noi questa mattina. And they are here this morning with us. Vogliamo fargli un applauso? Do we want to clap for them? Gloria a Dio. Amen. Quanto vecchi sono? 94 e 82. He's 94 and she's 82. 82. Amen. Ma per il Signore sono bambini. But for the Lord, they are just young kids. Amen. Alleluia. Bene, questa mattina abbiamo il piacere e la gioia, tutta la settimana siamo stati insieme. This morning we have the joy and the pleasure. We've been together the whole week with these people from America. Ho avuto la gioia di conoscere un servo di Dio. A real servant of the Lord. Quello che ho apprezzato di lui e di sua moglie è l'umiltà. The thing they appreciate the most of them, of this beautiful couple, is the humility. L'umiltà precede la gloria. Humility precedes the glory, Amen. says the word of God. All'inizio, quando avevo sentito il nome di questa chiesa, Desperation Church, In the beginning, when I heard the name of this church, Desperation Church, non riuscivo a comprendere perché disperati. I couldn't understand why they were so desperate. Disperati. Desperation, like. Wow. Dopo ho compreso. Then I understood. Disperati per Cristo. Desperation, desperate for Jesus. Amen. E anche raccogliere tutti i disperati. And even to collect all the desperate people Amen. around the world. Gesù è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Jesus came to save whoever was lost. E una chiesa che non ha la visione per i perduti non è chiesa. And a church that doesn't have a vision for the lost is not a church. Perché la chiesa di Gesù Cristo è un ospedale. Because the church of Jesus Christ is a hospital. Non è un obitorio. It's not a obitorio, non so come si dice. Obitorio? So where the... Okay, you go. No, funeral. Vabbè, comunque voi avete capito. It's not Non a place è- for dead people, okay? Non è dove ci sono i morti. It's not a cemetery. Perché in alcune chiese che io ho frequentato Because in some churches that I went, c'erano molti morti seduti. there were many dead people sitting on chairs. La chiesa del Signore ha la gioia del The Signore. church of the Lord have the joy of the Lord. Alleluia. Amen. Gloria a Dio. Amen. Pastor. Amen. Gloria a Dio. Facciamogli un applauso. Buongiorno. I say it right. Good morning. It's an honor to be here. È un onore essere qui. This should be a lot of fun for Lisa translating me. I talk really fast. Questo sarà un divertimento per Lisa tradurre me perché parlo molto velocemente. We did it Thursday night L'abbiamo fatto giovedì sera and we survived. e siamo sopravvissuti.
But today will be a longer message. Ma stasera sarà un messaggio più lungo. So I talk really slow. E quindi parlerò molto piano. I was blessed to be able to hang out with your younger people last night. Sono stato benedetto nel poter stare con le persone un po' più giovani ieri sera. They took me to Pasana Mi hanno portato a Bassano and they fed me a American hamburger. e mi hanno dato un hamburger americano It looked like a turtle shell. in It una was scodella come... Era Big. enorme. E non riuscivo. I had to. Well, I can't say that. It was there was a celebration there last night. C'era una fiera a Bassano I saw lots of sugar almonds. e ho visto tanti caramelle zuccherate Got a big bag full, e ne ho preso anch'io. and I'm sick this morning. Le mandorle zuccherate. E questa mattina mi sento male. You got to do. Can y'all thank Lisa for translating me today? Potete ringraziare Lisa perché traduce stamattina. I want to talk to you today about the topic of unity. E voglio parlare questa mattina sul tema dell'unità. And I'm hoping and praying E sto sperando e pregando that it will connect with you. che vi raggiungerò. This is different for me because I'm really passionate and move a whole lot. I have to be really still today. Questo è un po' difficile per me perché io sono abituato a essere molto movimentato nel predicare, invece devo cercare di stare un po' più fermo. So I'll try my best. Farò del mio meglio. Unity L'unità is a war. è una guerra. The main war La guerra principale is with yourself. è con voi stessi. You have Voi avete a personal responsibility una responsabilità personale to do everything you can di fare tutto ciò che potete to keep unity. per mantenere l'unità. Unity L'unità starts with you. inizia con voi. So when we talk today, Quindi quando parliamo oggi, don't think of other people. non pensare agli altri, Think of how you pensa come tu can keep unity. puoi mantenere l'unità. If we, Se noi, as individuals, come individui, will work hard at this and make this the centerpiece of our lives ci impegneremo e faremo sì che questo sia il centro della nostra vita, and our church, nella nostra chiesa, we will see and be a part of vedremo e saremo parte a strong movement like you could never imagine. di un movimento grande di cui non potreste neanche immaginare. Unity is the main ingredient that I believe produces revival. L'unità per me è l'ingrediente principale che porta il risveglio. It produces the power of God like something we've never seen. Produce la potenza di Dio come non l'abbiamo mai vista. But it takes us as individuals to be alert to the lies of the enemy. Ma ci vuole il nostro impegno per riconoscere le bugie del nemico. We have to die to ourselves whenever we're rubbed the wrong way by other people. Dobbiamo morire noi stessi ogni qualvolta veniamo urtati dagli altri. If the enemy can cause divisions inside the church, E se il nemico può causare divisioni all'interno della Chiesa, he has us exactly where he wants us è esattamente dove lui ci vuole. and will keep us from experiencing that God has for all of us. E farà sì che ci impedirà di sperimentare tutto ciò che il Signore ha per noi. My main prayer for the majority of my Christian life La preghiera principale che faccio io per la mia vita has been to be a part of something bigger than myself, è di essere parte di qualcosa che è più grande di me. which I believe is a movement of God. E io credo che questo sia proprio un movimento di Dio. I really believe Penso fermamente that Italy is ready for a movement of God. che l'Italia è pronta per un movimento di Dio. And I believe that God wants to use this church E credo che Dio voglia usare questa Chiesa to be a part of that movement. per essere parte di quel movimento. But it takes you as an individual buying in. Ma c'è bisogno di ciascuno di voi. I look at this Sunday morning service Guardo questo culto domenicale and it is packed. e vedo che è piena. I hope you took a shower last night. Spero abbiate fatto una doccia ieri sera. Okay, that wasn't funny to Italians. Anyway,
If it keeps growing like this, you'll have to make more room, maybe start another service or knock walls down. Se la Chiesa continua a crescere così, forse avrete bisogno di fare 2 culti oppure abbattere qualche muro. Yes, yes, yes. That reveals a growing church means God's in the middle of it. E vedere una Chiesa che cresce significa che il Signore è in mezzo a loro. That's why Ed è per questo you should be praying dovreste pregare and be a part of ed essere parte di what God wants to do here. quello che Dio vuole fare qui. Unity L'unità is the centerpiece of a true movement in cities, è il fulcro di un movimento nelle città, counties, nei paesi, communities, nei paesetti and nations. e nelle nazioni. It says in John 17, E dice in Giovanni 17, this was Jesus' last prayer questa è stata l'ultima preghiera di Gesù in the Garden of Gethsemane. nel giardino del Getsemani, And in his prayer, e nella sua preghiera, did you know he prayed for you? sapete che lui ha pregato per voi? He prayed for future believers. Ha pregato per i credenti futuri. He was talking to his Father about future believers. Parlava con suo papà dei credenti che ci sarebbero stati in futuro. So I think Quindi io credo that if he prayed for me, I would be interested in what he prayed for me. che quindi se io so che lui ha pregato per me, dovrei essere interessato di sapere che cosa ha pregato. So let's read what he said about you and me. Quindi leggiamo cosa ha detto lui di te e di me. You want me to read the whole thing and then you read it? Yeah. It says, now I'm coming to you. Giovanni 17. I told them many things while I was with them in this world so they would be filled with my joy. I have given them your word, and the world hates them because they do not belong to the world, just as I do not belong to the world. I'm not asking you to take them out of the world, but to keep them safe from the evil one. They do not belong to this world any more than I do. Make them holy by your truth. Teach them your word, which is truth. Just as you sent me into the world, I'm sending them into the world. And I give myself as a holy sacrifice for them so they can be made holy by your truth. I'm praying not only for these disciples, but also for all who will ever believe in me through their message. I pray that they will all be one, just as you and I are one, as you are in me, Father, and I am in you. And may they be in us so that the world will believe you sent me. I have given them the glory you gave me, so they may be one as we are one. I am in them and you are in me. May they experience such perfect unity that the world will know that you sent me and that you love them as much as you love me. Father, I want these whom you have given me to be with me where I am. Then they can see all the glory you gave me because you loved me even before the world began. Giovanni 17 dal versetto 13 al versetto 24. Ma ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo, affinché abbiano compiuta in se stessi la mia gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Santificali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Per loro io santifico me stesso, affinché anch'essi siano santificati nella verità. Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, che siano tutti uno e come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno, come noi siamo uno, io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo. I want to break down these verses. E voglio dividere questi versetti. Point number 1, if you're taking notes, Il primo punto, se state prendendo appunti, God's desire for believers is unity. il desiderio di Dio è per i credenti è l'unità. Verse 20 Il versetto 20
I'm praying not only for these disciples, but also for all who will ever believe in me through their message, which reveals he's praying for future believers. Dice, nel verso 20 dice che non sta pregando solo per questi, ma anche per tutti coloro che verranno. In questo vediamo che lui sta pregando anche per noi. Jesus could have prayed for anything else under the sun for future believers. Gesù avrebbe potuto pregare per qualsiasi cosa per i credenti futuri. He could have prayed for great scholars, Avrebbe potuto pregare per studenti meravigliosi, great prayer warriors, persone che pregano, grandi pregatori, great disciple makers, intercessori, great disciple makers, persone che fanno discepoli, great evangelists. grandi evangelisti, But he chose ma ha scelto to pray for future believers di pregare per i credenti futuri, unity. l'unità. I believe that God knows Io credo che Dio sappia that we are better together. che noi siamo meglio se stiamo insieme We're a force to be reckoned with together. e siamo destinati a fallire se siamo divisi. We are more effective when we do things together. Siamo più efficaci se facciamo le cose assieme We push back the gates of hell as an army better. e mandiamo indietro i cancelli dell'inferno se combattiamo assieme. He knows that if you will love others, even the ones you don't want to love, E lui sa che se amerete le persone anche che non vorreste amare, that you're ready for a movement that he can trust us with. che siete pronti per un movimento che lui vuole affidarci. We hear and preach things like we need to strive to know the word. Noi parliamo del fatto che dobbiamo imparare a conoscere la parola di Dio. You need to be praying every day. Dobbiamo pregare tutti i giorni. You better be out there evangelizing. Devi essere fuori ad evangelizzare. You better be in church or the devil's going to get you. Devi essere in chiesa, altrimenti il diavolo ti raggiungerà. But we don't hear much about striving for unity. Ma non sentiamo tanto parlare del ricercare l'unità. And I believe that's what God desires most. E io credo che questa sia la cosa che Dio desidera di più. It's crazy the things most of us judge our walks on. È folle quello che noi crediamo a volte, su cui ci basiamo. We judge by how much we read the Bible or by how much we pray. Giudichiamo in base a quanto leggiamo la Bibbia, a quanto preghiamo, But honestly, we should judge it more by how we keep unity. ma dovremmo anche giudicare ancora di più su come manteniamo l'unità. Some of the most biblically knowledgeable, Alcuni persone, people, some of the most biblically astute, people or verses? no, some people that know the Bible. Ok. Some of the Le persone people che conoscono così bene grandi studiosi della Bibbia and the most praying people, e le persone che sono quelle che intercedono di più, I have seen cause the most disunity. io ho visto che hanno portato di più la non unità, la disunità, Some people who know the Bible la divisione, scusate. and pray A volte le persone che conoscono la Bibbia e che pregano are some of the meanest people I've met. sono le persone più cattive che io ho conosciuto. You got to read the Bible and live out the Bible. Bisogna leggere la Bibbia e viverla Striving to keep unity e impegnarsi a mantenere l'unità. reveals a stronger walk with God. Questo rivela un cammino più forte con Dio, Because you've learned how to love God and love people. perché avete imparato ad amare Dio ma ad amare anche gli altri. Verse 21 says, Il versetto 21 dice: I pray that they io prego che loro, will all, tutti loro, talking about you, sta parlando sempre di tutti voi, will be one, sarete uno, just as you and I are one. così come io e te siamo uno. As you are in me, Father, Come tu, Padre, sei in me and I am in you, e io sono in te. and may they Che anche loro be in us, siano in noi, so that the world will believe you sent me. in modo che il mondo creda che tu mi hai mandato. When the church, Quando- go ahead, Quando la Chiesa, Big C Church, universal church, la Christians, Chiesa in evangelical, senso lato di tutto il mondo, la Chiesa, love each other, si ama and we follow Jesus together, e amiamo Gesù assieme and we don't hate on each other. e non ci odiamo. It's very, very powerful. Questo dà molta potenza. When believers are unified, Quando i credenti sono uniti, they change the world.
cambiano il mondo. And there's a very angry child in the back. Here. Yeah, you hear them? They're screaming. Ha detto che c'è un bambino qui un po' arrabbiato perché sente un po' gridare e piangere. The world around us Il mondo attorno a noi is so divided. è così diviso. Division can produce so much darkness. La divisione può portare tanta tenebre. Division produces hate, La divisione porta l'odio, pride. orgoglio. My way is right, your way is wrong. Quello che penso io è giusto, quello che pensi tu è sbagliato. Complacency, Compiacenza. gossip. Gossip. Yeah, That's in Italian too. so much more. Pettegolezzi, insomma, e così via. Unity L'unità does not mean non significa uniformity. uniformarsi. It doesn't mean we all have to have the same thought process. Non significa che dobbiamo tutti pensarla allo stesso modo. It means that even with differences, Significa che anche con le differenze we place love above everything. mettiamo l'amore al di sopra di ogni cosa. We place Jesus above our differences. Mettiamo Gesù al di sopra delle nostre differenze. What the church should have, Quello che dovrebbe avere la Chiesa, one common thread that runs through all of us. un filo comune tra tutti noi, Even though we have different opinions, anche se magari abbiamo opinioni un po' diverse, that we all love each other. che ci amiamo tutti. Unity L'unità does not mean that we all agree on everything together. non significa che siamo d'accordo su tutto. Unity means that even when we strongly disagree on things L'unità significa che anche se siamo in disaccordo su qualcosa or have different opinions, o abbiamo opinioni diverse, that we choose to love each other over our che differences. scegliamo di amarci al di sopra di queste On the only differenze. way that can ever happen E l'unico modo questo può succedere is that we choose Jesus' way over our way. è che scegliamo la volontà di Gesù invece che la nostra. In other words, In altre parole, we may have differences, possiamo avere differenze, but the one common thread that runs through us ma il comune filo che deve essere in mezzo a noi, as the church come Chiesa, is Jesus. è Gesù. So we choose Jesus' way, which is love. Quindi scegliamo Gesù e che la sua via è amore. To truly love, we have to be selfless. Di amare veramente dobbiamo essere selfless. Come si dice selfless? Sì, rinunciare a noi stessi. The world's way Il modo del mondo is selfish. è Me. egoista. Love produces unity. L'amore produce unità. My way produces division. Il mio modo, la mia via produce divisione. And God hates division. E Dio odia la divisione. We want to be known as a church Vogliamo essere conosciuti come una chiesa for what we are for per ciò che noi siamo, more than for what we are against. per quello che siamo favorevoli, che siamo d'accordo, piuttosto che quello che invece non siamo d'accordo. We are for Jesus. Noi siamo per Gesù, We love God. amiamo Dio, We are for all people. siamo per le persone, We love people. amiamo le persone. We may not agree with their lifestyle, Possiamo anche non essere d'accordo col loro modo di vivere, but we are for them ma siamo per loro, because Jesus is for them. perché Gesù lo è. In Pasana last night, In Bassano ieri sera there's partiers happening. c'erano persone che facevano grande festa. We may disagree with their lifestyle, Forse a noi non piace quel modo di fare, but God's called us to love them and reveal hope to them because they're searching. ma Dio ci chiama ad amarli perché Lui li sta cercando. If we shun them, Se li scansiamo, they'll never find hope. non troveranno mai la speranza. Aren't you glad somebody didn't shun you? Non siete contenti che qualcuno non ha scansato voi? All of us were without Jesus at one time, Ciascuno di noi era senza Gesù un tempo, but somebody came and shared the gospel with us, ma qualcuno è venuto e ha condiviso il Vangelo con noi and he set us free. e ha detto è gratis. And we discovered joy and hope in Jesus. E abbiamo scoperto la gioia e l'amore in Gesù. We're also for all races. Siamo inoltre per tutte le razze, We are for rich or poor. siamo per i ricchi, i poveri, Whether you're a CEO of a company, che tu puoi essere direttore o di un'azienda, or you're amministratore, homeless, o anche se sei un senza tetto.
They're an individual created by God Sono persone create da Dio, with a purpose. con uno scopo. And God's called us to meet them where they are. E Dio ci ha chiamati a trovarli, andare da loro nella situazione in cui sono. God's called us to love those deep in sin E Dio ci ha chiamati ad amare quelli che sono nel peccato and those who are deeply spiritual. e anche quelli che sono profondamente spirituali. God's called us to love both sides of politics or all sides of politicians. E Dio ci ha chiamati anche ad amare i politici, ogni partito, di Don't ogni get mad at partito, che sia di destra, di sinistra o di centro, tutti. We don't talk politics. Noi non parliamo della politica comunque, We'll leave it right there. la lasciamo dov'è. Number 2, Numero 2. what are the ingredients for unity? Quali sono gli ingredienti per l'unità? Verse 22, Il versetto 22. I have given them the glory, Io ho dato loro la gloria, which is the Holy Spirit, che è lo Spirito Santo, you gave me, che tu hai dato a me, so they may be one as we are one. in modo che loro possano essere uno come noi siamo uno. God has given us the Holy Spirit to guide us into all truth. Dio ci ha dato lo Spirito Santo perché ci guidi nella verità. We must listen to Him and walk in His ways, Dobbiamo ascoltarlo e camminare nelle sue vie, which honestly isn't a lot of fun sometimes che sinceramente non è sempre così divertente, because we like to hold grudges perché ci piace anche avercela con gli altri and find negativity in others. e trovare delle cose negative negli altri. All of us have probably been hurt by somebody. Tutti noi sicuramente siamo stati feriti da qualcuno And it's easier to hold on to unforgiveness. ed è facile non perdonare. There's a great possibility out of a crowd this size È facile che in un gruppo come siamo questa mattina that somebody has hurt you. che qualcuno vi ha ferito. God says to forgive them, Dio dice di perdonare, which is not easy. che non è facile, But God knows ma Dio sa that it creates bitterness. che questo porta amarezza, It creates anger. porta rabbia. He's coming to the front. Ecco lui, buongiorno, Thank you, Jesus. grazie Gesù. Hey, brother. He's Ukrainian, he doesn't probably Oh. understand. He's cute. Carino. A lot of times Molte volte, when we hold on to unforgiveness, quando teniamo il non perdono, we feel like we have the upper hand on the person that hurt us. pensiamo di avere... What's the upper hand? We have power over the person Sì, that hurt us. pensiamo di avere in un certo senso potere sulla persona che ci ha ferito, But really, ma veramente they have power over you. loro hanno potere su di noi. You think that you're in control, Pensi di avere il controllo di questa situazione, but actually they're still in control. ma a dire il vero, loro hanno ancora il controllo su di te. These people could be dead and gone Queste persone potrebbero essere morte, andate via and still control you. e ancora controllarvi. And God knows that it handicaps you E Dio sa che questo vi rende, vi paralizza from your calling. dalla chiamata. You can't walk fully Non riuscite a camminare appieno in who God's called you to be in ciò che Dio vi ha chiamati a essere. if you live with grudges and unforgiveness. Se tenete cruci e non perdonate. God's called us to speak life Dio ci ha chiamati a proclamare vita and not death. e non morte. When I talk about unforgiveness, Quando parlo del non perdono, I'm not saying you've got to take them back as best friends. non sto dicendo che dovete riprendere quelle persone come vostri migliori amici. I'm saying you've just got to let them off the hook. Dico semplicemente che dovete in un certo senso lasciarli andare. You can produce division and disunity if you have bitterness or unforgiveness. E potete rovinare la visione e quello che il Signore può fare attraverso di voi se rimanete con questa amarezza dentro di voi. For some of us, Per alcuni di noi it will take a long time questo richiederà molto tempo, because the pain is so hard. perché il dolore e la ferita è così grande, But God will give you strength. ma Dio vi darà la forza. Your life is too short La vostra vita è troppo breve to hold grudges, per tenere questi cruci, to be angry, per essere arrabbiati, to hold on to unforgiveness. per tenere questo non perdono. God's called you to walk in freedom. Dio vi ha chiamati a camminare nella libertà. You may be saying, Pastor, Forse state dicendo, pastore, you don't understand, tu non capisci. and I don't. È vero, non capisco.
And I'm sorry. e mi dispiace. It hurts me that you hurt. Mi dispiace che voi state male. It hurts Jesus that you hurt. Anche Gesù sta male nel vedervi soffrire, But he wants freedom for you. ma lui vuole libertà per voi. So ask him to help you. Quindi chiedetegli di aiutarvi. Verse 23 says, Il verso 23 dice: I am in them, io in loro and you are in me. e tu in me, May they experience such perfect unity affinché siano perfetti nell'unità, that the world will know that you sent me. affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato. And this last phrase is gigantic. E quest'ultima frase è enorme, It's so important. è così importante. If you don't think that God loves you, listen to this last phrase. Se tu pensi che Dio non ti ama, ascolta questa frase. Jesus is talking to God. Gesù sta parlando con Dio He says that you love them, me and you, e ha detto: tu ami loro, te e me, as much as you love me. così tanto quanto tu ami me, Gesù. That is large. Questo è enorme. To think that God loves you Pensa- as much as he loves his son. Pensare che Dio ama te quanto ama Gesù, suo figlio. That is powerful. È potente. If we can grab hold of that, our lives can be radically changed. Se possiamo aggrappare questa verità, la nostra vita sarà radicalmente cambiata. When we understand that God loves us, Quando comprendiamo che Dio ama noi, it will give us more confidence when others don't love us, ci darà maggiore fiducia quando gli altri non ci amano and will help us still love them. e ci aiuterà ad amarli nonostante tutto. We love those who hurt us Noi amiamo le persone che ci hanno ferito because God loves them. perché Dio ama loro. When we understand that God loves us, Quando comprendiamo che Dio ama noi, it will, no matter what they've done to us, keep us from rejecting them. questo ci farà sì che non li rigettiamo nonostante quello che ci hanno fatto. And Jesus will keep us sane. E Gesù ci terrà sani. It's crazy to think È pazzo pensare, that God loves us as Che- much as his own son. che è folle pensare che Dio ci ama proprio come amava Gesù. A lot of us have grown up hearing that God loves us. Tanti di noi sono cresciuti sentendo che Dio ci ama. So let me give you another phrase. Quindi lasciate che vi dica un'altra cosa. God really likes you a lot. A voi piacete tanto a Dio, He likes you a whole lot. ma proprio tanto. You need to remind yourself every day how much God loves you. Dovete ricordarvi questo tutti i giorni. Because if the enemy can keep you from thinking and knowing how much God loves you, he will keep you in guilt and shame. Perché se il nemico riesce a togliere questa verità dalla vostra vita, lui vi farà stare nel senso di colpa e nel non accettazione. You may need to take Forse dovete prendere verse John 17:23 versetto di Giovanni 17:23 and write it on your mirror where you look at yourself every day. e lo dovete scrivere sullo specchio dove vi vedete tutti i giorni. I don't care what you write it with. Non importa con cosa lo scrivete, It could be lipstick può essere rossetto or blood. o sangue, A Sharpie. sì, oppure con un indelebile. Either way. Remind yourself. Ricordatevelo. God knows what happens in our lives Dio sa quello che succede nella nostra vita. when we begin to grasp his passionate love for us. Quando noi aggrappiamo il suo amore passionale per noi. A lot of Christians Molti cristiani are motivated to serve God sono motivati a servire Dio out of fear, guilt, and shame. e questo per la paura, il senso di colpa, Always trying to get God's approval, cercando sempre di avere l'approvazione di Dio. trying to weigh out. God, it's almost like God has a scale in heaven. È come se Dio è come se Dio avesse una bilancia in cielo. One side is good, one side is bad. Una parte è buono e una parte è male. And we're always trying to keep the good side up. E cerchiamo di fare del nostro meglio perché la parte buona sia maggiore. When in reality, Quando in realtà God has no scale. Dio non ha una bilancia di questo tipo. You already have God's approval because of the blood of Jesus. Voi avete già l'approvazione di Dio grazie al sangue di Gesù. When we understand E quando comprendiamo that God loves us, che Dio ci ama,
That's what should propel us to pursue Him. Questo dovrebbe spingerci a cercare di più Lui. Don't pursue Jesus out of guilt, shame, and fear. Non cercate Dio per la vergogna, per il senso di colpa. Pursue Jesus out of His mad love for you. Cercatelo per via del suo amore folle, passionale per noi. Out of all the prayers that Paul had for the church of Ephesus, Di tutte le preghiere che Paolo aveva per la chiesa di Efesi, this is what he prayed for the church of Ephesus in Ephesians 3:18. questo è quello che lui ha pregato per la chiesa di Efesi in Ephesians capitolo 3:18. 3, versetto 18. And may you have the power to understand, as all God's people should, how wide, how long, how high, and how deep His love is. Siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo. I bet most of us really struggle with this understanding. Penso che tanti facciamo fatica a capire questo. I do at times, and I'm a pastor. A volte anche a me è un po' difficile, eppure sono un pastore. There's a reason why he prayed that prayer for us to understand God's love. E c'è un motivo per cui ha fatto proprio questa preghiera. Because the enemy wants us to not understand God's passionate love for us. Perché il nemico non vuole che comprendiamo questo amore appassionato che Dio ha per noi. Which brings me to my last point. Che mi porta all'ultimo punto. How does the enemy attack to keep us from unity? Come fa il nemico ad attaccarci per togliere l'unità, per dividere? If we go back to verse 15 in John 17, Se torniamo al versetto 15 di Giovanni 17, Jesus says, I'm not asking you to take them out of the world, but to keep them safe from the evil one. io non ti dico di toglierli dal mondo, ma di proteggerli dal maligno. The enemy Il nemico wants to keep us from understanding God's love for us and His truth. vuole impedirci di comprendere la verità e l'amore di Dio. When you do not understand God's love for you completely, Quando non capisci appieno l'amore di Dio per te, it will keep you from serving Him with right motives or wanting to truly obey Him. ti impedirà di servirlo con le motivazioni corrette. Whenever we truly obey Him and serve Him, Quando lo obbediamo in verità, it leads to abundant life. e questo porta a una vita abbondante, traboccante. When we truly understand God's deep love and passion for us, E quando comprendiamo la passione profonda che Dio ha per noi, we know and realize that He knows what's best for us. comprendiamo che Lui sa cosa è meglio per noi. And we begin to trust Him more with our lives. E iniziamo a fidarci di Lui ancora di più per la nostra vita. We begin to walk in abundant life. E cominciamo a camminare in una vita abbondante. When we understand that God's love for us, it gives us more of a passion to obey Him. E quando comprendiamo meglio l'amore di Dio ci dà una forza maggiore di poterlo servire. It causes us to obey Him and follow Him and make choices that honor Him. Ci aiuta a obbedire e a fare le scelte che onorano Lui. If the enemy Se il nemico can cloud or dilute or disguise può confondere, oscurare, if he can diminish the love of God che se può diminuire l'amore di Dio for us per noi with other things, con altre cose, we begin to not trust God's ways. iniziamo a non fidarci delle vie del Signore And we begin to choose our own ways, e cominciamo a scegliere le nostre vie, thinking that our ways are right. pensando che le nostre vie sono quelle corrette. And this will keep us from walking in the Spirit. E questo ci impedirà di camminare per lo Spirito. Walking according to our own judgment Camminare secondo il nostro giudizio will hurry the cause of division. porterà più velocemente alla divisione. So what causes lots of division? Allora, cosa porta tanta divisione? When we understand God's love for us and for others, it keeps us from division. Quando comprendiamo l'amore di Dio per noi e per gli altri, questo ci protegge dalla divisione. So some things that cause division. Quindi alcune cose che portano alla divisione sono Gossip. pettegolezzi. I really believe Io penso fermamente the number one way the enemy attacks believers il modo principale che il nemico attacca i credenti and churches nelle chiese is with the tongue. è con la lingua. The Bible talks very plainly La Bibbia parla in modo molto chiaramente all through the scripture
in tutta la scrittura how dangerous our tongues are. quanto la lingua sia difficile, It's very pericolosa. easy È molto facile inside the church all'interno della Chiesa to find things wrong with the pastor. trovare cose che non vanno bene nel pastore. And you can find a lot of things wrong with your E pastor. sicuramente ne trovate tante. That was a joke. It's a joke. Sì, Joke. non preoccuparti. I love Johnny. Era una barzelletta, io lo amo. You could find things wrong with your leadership, E potete trovare cose che non vanno bene nei vostri leader responsabili. and you can talk behind their backs and each other's back. E potete parlare dietro le loro spalle You can quanto find volete. things wrong with other people in the congregation E potete trovare anche delle cose che non vanno bene in tutti, in qualsiasi. and bash them behind their back. E sì, e parlare male di loro dietro le spalle. I really believe Io penso fermamente that if we're really growing with God che se stiamo crescendo con Dio and asking God to teach us how to die to our flesh, our selfishness, e stiamo chiedendo a Dio come morire a noi stessi, morire alla nostra carne, God will carnalità, put what I call Dio metterà quello che io chiamo sandpaper people carta vetrata to rub us the wrong way. per togliere le impurità, insomma, Yeah. carta vetrata, no? Yeah. Yeah. They don't understand. To make us smooth. They don't Sì, understand sì, sì. something. Per rendere tutto liscio, per togliere le impurità, So that we become more like Jesus. che così noi diventiamo più come Gesù. How many have somebody around them on a regular basis that drives you crazy? I've got my hand up. Chi di voi ha qualcuno che è vicino a loro e che gli sta sui nervi, insomma? Don't lie in church. Non dite bugie. Yeah. Those people are from God. Quelle persone vengono da Dio. You think they're from the devil. Voi pensate che vengono dal nemico, They are from God. ma vengono da Dio. To make you more like Jesus. Per farvi essere più simili a Gesù. When you can love the difficult people, Se riuscite ad amare le persone difficili, you can love anybody. potete amare chiunque. Yeah. Hey, I like that. They said hey. So how does the enemy keep us? What are some things that keep us in division? Gossip, Allora, riassumendo, pettegolezzi, offense, le offese, unforgiveness, non perdono, anger. rabbia. Anger keeps us from honoring one another. La rabbia ci impedisce di onorarci l'un l'altro. There are words and phrases that keep us in disunity. Ci sono parole e frasi che dividono. When you start using these phrases to other people, Quando usate queste frasi con le persone, I think they should. io credo che dovrebbe, I think they need to do this. io credo che dovrebbe fare questo, I believe. io credo, I think. io penso, I want. io voglio, I should. vorrei, I'm not happy with. non sono contento I'm di, not being heard. non sono ferito. I'm not being fed. I'm not being- Fed. Like, Bible. Faith. Don't worry about it. What is the one common theme that you heard in those phrases? Qual è la cosa che è comune denominatore di queste cose che ho detto? Io. Selfish. L'egoismo. Church Chiesa should never be about non dovrebbe mai what can this essere, church do for me, non si dovrebbe mai dire cosa può fare questa Chiesa per me, but what can I do for this ma church? cosa posso fare io per questa Chiesa. Gossip I pettegolezzi goes back to control. porta al controllo. So we can help control other people's perceptions of the ones we dislike or hate. Possiamo influire con il pettegolezzo nel influenzare gli altri sul pensiero che hanno di qualcuno. If you complain to someone about something, Se vi lamentate di qualcuno con qualcuno altro, or someone that doesn't have the authority to change it, o con qualcuno che non ha l'autorità di poter cambiare le cose, I believe it's a sin. io penso che questo sia un peccato. The only time you share your frustrations L'unico momento in cui si dovrebbe condividere le proprie frustrazioni is with people who can do something about it. è con le persone che possono fare qualcosa. I hope Johnny doesn't get lots of emails this week. Spero che Gianni non riceverà un mucchio di email questa settimana. He's mad at me. Sei arrabbiato? Yeah. So,
Let's strive for unity. Quindi impegniamoci per l'unità. Let's experience a movement together. Let's experience a movement together. Sperimentiamo assieme un movimento. Put others before yourselves. Metti altre persone prima di te. Let's give the world something they're not used to. Facciamo vedere al mondo qualcosa che non sono abituati a vedere. Let's give them unity. Facciamo vedere l'unità. There are people here Ci sono persone qui, in this room. in questa stanza, The enemy is eyeing. che The enemy is looking at il nemico sta guardando to see if he can use you per vedere se può usarsi di voi to bring disunity to the body of Christ. per portare divisione al corpo di Cristo. We have got to fight for the bride of Christ. Dobbiamo combattere per la sposa di Cristo. It's a fight like you've never fought. È un combattimento come non abbiamo mai fatto prima. The devil hates this church. Satana odia questa chiesa. God is moving in this church. Dio sta muovendo in questa chiesa. The devil wants to destroy this church. Il diavolo vuole uccidere questa chiesa. So please don't be the tool of the enemy Quindi non essere strumento del nemico. that the enemy wants to use to hurt this church. Strumento che il nemico vuole usare per distruggere questa chiesa. Remember, Ricordatevi, the greatest war la guerra più grande is yourself. sei tu. You have to make the decision Sei tu che devi fare una decisione to fight unity. di unity. impegnarti per l'unità. It's up to you. Sta a te. Don't spread gossip. Non mettere pettegolezzi in giro, Don't slander. non parlare male delle persone, Don't bash others. non buttarli giù, insomma. Love people, Ama le persone, even if they think different than you, anche se la pensano in modo diverso da te, even if they drive you crazy. anche se ti fanno impazzire. Let God use you. Permetti a Dio di servirsi di te. God wants to use you. Dio vuole usarti. Let's pray. Preghiamo. Jesus, thank you Grazie Gesù for the people in this room. per le persone in questa stanza. God, you want to use these people Tu, Signore, vuoi usarti di queste persone for your glory. per la tua gloria. God, I pray you would use this church Signore, ti prego di usarti di questa chiesa in Italy qui in Italia for a revival. per un risveglio. I pray if there's anybody in this room Prego che se c'è qualche persona in questo posto who does not have a relationship with you, che non ha una relazione con te, that they would give their life to you today. che possano dare la loro vita a te questa mattina, With every head bowed con ogni testa abbassata and every eye closed. e ogni occhio chiuso. If you're here today Se sei qui questa mattina and you would say, Pastor, e vorresti dire, pastore, I don't have a relationship with God. non ho una relazione con Dio, I'm far from God. sono lontano da Dio, I want Jesus in my life. voglio Gesù nella mia vita. Would you tell me how to do that? Vorresti dirmi come fare questo? If you're here, Se sei qui, I'm not going to embarrass you. non ti metterò in imbarazzo, I'm not going to call you out. non ti farò venire avanti, I'm not going to ask you to come to the front. non ti chiederò di venire qui. But if you're here Ma se sei qui and you say, Andy, e dici, Andy, I want a relationship with Jesus, voglio una relazione con Gesù, all I'm going to do tutto ciò che farò, is I'm going to count to 3, conterò fino a 3 and I just want you to put your hand up and put it right back down e ti chiedo solo di alzare la tua mano e poi metterla giù, so that I know I have someone I can introduce Jesus to. che così so che c'è qualcuno al quale presentare Gesù. Okay, here we go. We're going to count to 3. Quindi Put your hand andiamo fino a 3 e Put it right back alza down. la mano e dopo la puoi abbassare. up. Okay, here we go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hands up, put it right back down. I see some hands. I see several hands. Ne vedo Come alcune on. Thank you, Jesus. diverse, ok, grazie. The Bible says La Bibbia dice in Romans 10, 9 and 10. in Romani 10, 19? 10, 9 and 10. In Romani 10, dal versetto 9 a 10, If we confess Jesus e se confessiamo Gesù as Lord with our mouth, come Signore con la nostra bocca, because Jesus Lord with our mouth, he will forgive us of our sins. se confessiamo con la nostra bocca, Lui perdonerà i nostri peccati. So Quindi I want us to have a conversation with Jesus. voglio che abbiamo una conversazione con Gesù. I believe that any relationship Penso che qualsiasi relazione starts with conversation. inizia con la conversazione. So why don't we start a relationship with Jesus with a conversation? Quindi perché non fare la stessa cosa per iniziare una relazione con Gesù? The
Bible says to confess Jesus as Lord with your mouth. La Bibbia dice di confessare Gesù con la bocca. So let's talk to him. Quindi parliamo con Lui. He wants to talk to you. Lui vuole parlare con te. It's not a prayer that saves you. Non è una preghiera che vi salva, It's the person of the prayer. è la persona di questa preghiera. So I want you to have conversation with Jesus right now. Quindi voglio che proprio adesso abbiate una conversazione con Gesù. If you have to picture him standing in front of you or sitting beside you, Se dovete pensare che Lui è davanti a voi oppure seduto vicino, then do it. fallo. Say, Jesus, Dici, Gesù, I confess you as Lord. ti confesso come Signore. I believe you died on the cross for my sins. Credo che tu sia morto sulla croce per i miei peccati. I believe you paid the penalty of my sins. Penso che tu abbia pagato il prezzo I believe you dei miei- took the wrath of God that I deserve. e penso che tu hai tolto l'ira di Dio che io meritavo. I believe that you were buried, Penso che sei stato seppellito, but I believe you rose from the grave 3 days later. ma credo che sei risorto il terzo giorno And that today, e che oggi that you are alive and well sei vivo e stai bene, with my best interest out. che pensi a me. I give you my life. Ti dono la mia vita, Take and do with me what you will. fa di me ciò che tu vuoi. Use me for your glory. Usami per la tua gloria. Thank you, Jesus, for changing me. Grazie Gesù perché mi In stai your name. cambiando. Nel tuo nome. Amen. Amen. Let's give Jesus a hand today. If you're here Se sei qui and you gave your life to Christ, e hai dato la tua vita a Gesù, I would Cristo, encourage you, vi incoraggio tell somebody. di dirlo a qualcuno. You got next steps. Hai altri passi da fare. It's time to grow with Jesus. È ora di iniziare a crescere in Gesù. It's time to be baptized. È ora di essere battezzato. Johnny will help you. Il pastore Gianni vi aiuterà. Lisa will help you. Lisa vi aiuterà. Luca Gianluca vi will help aiuterà. me. Look for someone who knows Jesus. Cerca qualcuno che conosce Gesù And let's move in our new life. e muoviamoci in questa nuova vita. If you're here Se sei qui and you're a believer, e sei credente you say, but Andy, e dici Andy, I need some prayer. Would you pray for me? ho bisogno di preghiera, puoi pregare per me? It would be an honor to pray for you. Sarebbe un onore per me poter Would you pregare per just raise voi. your hand just so I know? Basta che alzate la mano adesso così io so. Grazie. Grazie. Ok, grazie. Father, Thank you. thank you for the people Padre. in this room. Grazie per le persone in questa stanza. There's a great possibility. C'è una grande possibilità. There's a lot of pain in this room. Forse c'è tante dolore in questo posto. Father, I pray you'd meet them where they are. Ti prego, Signore, di incontrarti con loro dove sono. Jesus, Gesù, it's in the pain and hurt. sento il dolore e la ferita. It's in the valley È nella valle that we grow. che ci permette di crescere. I pray that we would trust you, Io prego che possiamo fidarci di te, that we would grab your hand in the middle of the valley, che possiamo prendere la tua mano in questa valle, in the middle of our pain, in mezzo a questo dolore, and that we would walk with you. e che camminiamo con te. Sometimes, Jesus, A volte Gesù you may have to carry us, devi portarci in braccio, but God, we trust you. ma Signore, noi ci fidiamo di te. We love you, Jesus. Ti amiamo, Gesù. Thank you, Father. Grazie, Padre. In your name, Nel tuo nome. amen. Amen. All right, thank you, Jesus. Gloria a Dio. Glory to the God. Sono contento per questo messaggio, io lo ritengo profetico. I'm so happy for this message. This is a prophetic message for this church. Il Signore questa notte mi ha dato un sogno, The Lord this night gave me a dream. mi ha dato un verso della parola di Dio. He gave me a verse of the Word of God. Questa mattina quando mi sono svegliato, la prima cosa che ho fatto sono andato a leggerlo. And this morning when I woke up, the first thing I did was go Ho and parlato read solo it con mia moglie e le mie figlie by myself with my wife and my daughters. e ho detto accadrà questo. And I told them, this is Non gonna ti happen. preoccupare, Don't you worry. perché il Signore sta operando in mezzo a noi. Because the Lord is operating Amen. in the middle of Gloria a us. Dio. Glory to God. Quel versetto lì That Bible verse è un cristianesimo pratico. is a practical Christianity. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita We know we pass from death to life
Perché amiamo i fratelli. because we love our brothers. Chi non ama Who- rimane nella morte. Whoever doesn't love is gonna stay dead. Amen. Amen. È un messaggio molto forte, ma una grande verità. Very strong message, but a very deep truth. Prima il pastore Andy ha detto che quello che l'ha fatto sempre riflettere e che è rimasto molto male The pastor just told us that what made him think and made him feel è bad che da coloro che conoscono la Bibbia is that from those people that really know the Bible sono quelli che fanno ferite di più. are the people that hurt us the most. Ed è vero, And that's very true. il Signore se la prendeva con i farisei. The Lord was against the Pharisees, E io conosco molti farisei and I know evangelici. many of them. E voglio dirti questo, And I want che to io lo say sono this. stato per anni un fariseo. I've been a Pharisee for many years, E chi mi segue da tanti anni sa, and whoever knows me for many years knows this. usavo la Bibbia come il martello, I used to use the Bible as a hammer, ma non ho mai visto frutti. but I've never seen fruits from it. A volte dimentichiamo ciò che Dio ha fatto in noi, Sometimes we forget what Jesus did on da us, dove ci ha tirato fuori. where He took us from. Poi ci sentiamo santi, più Then, santi degli altri, then we feel saints, holier than the other people. ci mettiamo a pregare, We start to pray, e va bene che preghiamo, and that's good, ma non entrare in giudizio, but don't judge other people. mai in giudizio. Never judge other people. Lascia che lo Spirito Santo parli al tuo cuore. Let the Holy Spirit talk to your heart. Il Signore mi disse una volta, The Lord told me once, smettila di pregare, stop praying, smettila di pregare, stop it, stai vicino stay close to them, e le cose cambiano. and things are gonna change. Amen. Amen. L'amore non si predica, l'amore si pratica. You can't preach love, you need to put it into practice. Amen, gloria a Dio. Dio ci benedica. Amen. Alleluia.